Assessore Vito, oggi viene siglato a Gorizia un accordo per la radioprotezione Italia-Slovenia, Friuli-Venezia Giulia-Slovenia. Sì, radioprotezione non solo, più diciamo, aspetti relativi a un rafforzamento della collaborazione che ci sarà tra ARPA e questo istituto di ricerca sloveno di Lubiana, una importantissima passo in avanti perché sigliamo di nuovo un rafforzamento di quella che è la collaborazione transfrontaliera in materia ambientale. Mai come in questa legislatura abbiamo veramente fortemente rafforzato questi rapporti di appunto, collaborazione, di confronto tecnico. Ricordo che è stato siglato poco più di un anno fa l'accordo tra ARPA e ARSO proprio per un salto di qualità in quello che è l'approfondimento scientifico di tutte le matrici ambientali. Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti. Stiamo molto lavorando sui temi della radioprotezione, l'iniziativa che abbiamo portato avanti in regione grazie all'ARPA relativo al radon ha avuto un grandissimo successo e quindi continuiamo proprio qui da Gorizia a rinsaldare il rapporto che ci vede in dialogo proficuo e costante con gli amici della vicina Slovenia anche sul tema della radioprotezione. Una sigla quindi a Gorizia che è anche simbolica. Sì, diciamo che Gorizia non è un posto a caso, Gorizia è stata scelta perché nell'ambito della riorganizzazione di ARPA, Friuli Venezia Giulia è stata scelta come luogo proprio per il coordinamento di tutte le attività che ARPA porta avanti e che hanno lo spessore dell'internazionalità. Quindi siamo qui a Gorizia proprio perché questa è stata scelta come luogo per incentrare le politiche regionali che ARPA quindi poi divulga su tutto il territorio, ma che hanno come vocazione appunto il confronto con in particolare la vicina Slovenia, ma più in generale anche la possibilità di accedere a progetti europei e quant'altro. Quindi Gorizia senza dubbio anche da un punto di vista ambientale era il luogo ideale per questa vocazione così internazionale che è senza dubbio un grandissimo patrimonio di questa comunità.